E veniamo adesso al concerto a Noto dei Bella Morea, il duo catanese dei fratelli Brunetto che racconta l'anima della Sicilia con riflessioni anche attuali come la fuga dei cervelli. Francesco Aloi. La sicilianità è nelle canzoni dei Bella Morea che stanno vivendo l'estate in giro per l'isola. Ovunque vanno portano sempre una ventata di divertimento ed energia, a ritmo di musica. Qui siamo a Noto, tra la cattedrale e Palazzo Ducezio. Raccontiamo storie. Fabiana è stata la dimostrazione della forza della natura, del coraggio, della forza, la motivazione, dimostrare che nonostante la sua disabilità ha saputo riuscire a intrattenere il pubblico, a ballare e soprattutto a stare bene con se stesso. Durante il nostro spettacolo sono state affrontate tematiche legate al sociale, alla legalità, all'attualità, alla tradizione attraverso la nostra musica. Due fratelli legati anche dalla passione per la musica e dall'amore per la propria terra. Una terra che spesso saluta i propri figli, costretti ad andare al nord o addirittura all'estero per lavorare. Il sistema non funziona più. Ma è un sistema. Stop, non funziona, andiamocene dalla Sicilia. Non ci offre niente, andiamocene all'estero. Ma per favore, ma compromettendo un mantenimento. Il nostro obiettivo è proprio quello di realizzare momenti musicali che sono originali proprio per attirare l'attenzione del pubblico che sente, ascolta ma riflette e pensa.